È qui la festa, sì, è veramente qui la festa. Benvenuti a questa lunga diretta di Antena 3 che comincia in questo momento e andrà avanti presumibilmente fino alle 18, stando a quello che dicono gli organizzatori, perché in realtà non si sa bene quando finirà. Abbiamo la bellezza di 25 carri allegorici e gruppi tra carri allegorici e gruppi mascherati. La sfilata sarà aperta dal gruppo folcloristico trevigiano, ma soprattutto da Re Carnevale. Avete visto durante la diretta. Intanto mi presento, per chi non era in collegamento prima, sono Lucio Zanato, vi guiderò in questa sfilata dei carri mascherati per la sfilata di Martedì Grasso qui in centro a Treviso, uno spettacolo unico, l'abbiamo già cominciato a raccontare nel corso della prima edizione, ed è uno spettacolo unico di colori, di luci, ma soprattutto di festa. Una giornata bellissima, una temperatura giusta, siamo intorno ai 15-18 gradi, vedete, abbiamo anche cercato di alleggerirci un po' rispetto ai giorni scorsi. Se pensate che fino a ieri a mezzogiorno pioveva e c'erano 8 gradi, insomma mi fa capire che bel pomeriggio ci apprestiamo a trascorrere assieme. Sono previste circa 60-70 mila persone assiepate lungo il percorso che vi ricordo comincia qui da Piazzale Burchiellati, poi va lungo Mura fino ai bastioni San Marco, arriva davanti Porta Santi 40, rientra dentro per Borgo Cavour e poi arriva fino in Piazza Duomo. Dopo Piazza Duomo via Cesare Battisti, Porta Calvi invece per lo scioglimento. Il punto importante è proprio ai bastioni San Marco, dove è allestito il palco, dove c'è la giuria che avrà 3 premi, uno per il carro, uno per la coreografia e uno naturalmente per i balletti, mettiamoli così. Insomma, una cosa davvero bella da vedere insieme. Allora intanto noi avanziamo, perché questa è la testa dello sfilamento. Si parte alle 14:15 e io devo fare prima una domanda, perché vieni con me Simone Merlo ha l'ingrato compito di corrermi dietro costantemente nel corso di tutto questo pomeriggio, si è messo le scarpe da ginnastica apposta, però io la prima domanda la voglio fare a questa signora. Signora, buongiorno, intanto buon carnevale. Grazie. E lei di che cosa è vestita? Una dama. Una dama dell'800? Sì, circa. Senta, ma lei fa tutta la sfilata e si deve andare in bagno? Sono già andata. Perché qui è un guaio, è un gran guaio. Va bene. Prima, allora intanto complimenti. Grazie. Diciamo che lei è vestita del periodo diciamo così, del carnevale del 1800, quando noi avevamo il conte Tita Rinaldi, che era uno che faceva di quegli scherzi incredibili, però non credo tirasse sulle gonne le signore, perché qui tira sulle gonne bisogna avere il paranco naturalmente. Grazie e buona sfilata. Simone, andiamo avanti perché dietro si comincia a sentire il movimento. Allora l'inizio, giusto perché raccontiamo un po' come sarà lo sfilamento, l'inizio lo darà il gruppo folcloristico trevigiano con Re Carnevale e poi a seguire ci saranno le Majorette dell'Onda Azzurra di Jesolo e poi a seguire il gruppo ragazzi degli anni 50 di Silea, quelli che avete visto, che abbiamo fatto vedere in anteprima con il loro ballo, cioè il mare e i suoi tesori. Poi la scuola di ballo e energia in movimento a Nervesa con i 4 elementi e poi il gruppo degli amici dei trattori d'epoca della Marca, e quindi fatemi dire, no? Qui gioco in casa perché i trattori fanno parte di Agricoltura Veneta e quindi è bello vedere questi trattori storici che sfileranno. E poi molti altri, poi li vedremo insieme. Insomma, sono 25 i movimenti e i gruppi. Allora, visto che poi abbiamo anche da sentire, di dove siete? Silea! Per chi fate il tifo? Per Oh, quale non lo sappiamo! Carlo 5, perché dovete sapere che c'è anche il concorso, quindi per il carro più bello, per la coreografia più bella, per il ballo più bello. Perché non siete andati a sfilare voi? Troppo piccoli ancora. Colpa delle mamme. Colpa delle mamme? Il prossimo anno allora? Ci siamo organizzate. Ecco, allora sono venuti così ad esplorare per capire per il prossimo anno come si dice. Poi invece abbiamo una bella coppia qui, ecco, vi siete già messi come dire, in pole position. Predisposti. Predisposti. Fare il tifo per Siete a quale carnevale in termini di numero? Quanti ne avete visti? No, Pochi. quest'anno è il primo. Questo è sì, ma nel corso degli anni? Tanti. Ogni anno. Sì. E da quanti anni li state guardando assieme? Da quanti 50. anni? Da 50 anni sposati? Sì. Complimenti. Grazie. Complimenti. 50, mezzo secolo. Come si fa a stare insieme mezzo secolo? E bisogna sopportarsi.
Bene, grazie, buona sfilata. Però prima di partire io voglio venire qui con il nostro Simone, perché una cosa importante che ha voluto il sindaco, ma ha voluto anche il presidente dell'ISRA, è questa parte qua, ovvero tutti i nonni della casa di riposo in, come dire, posizione privilegiata per poter vedersi la sfilata di carnevale. Allora, visto che prima ho già sentito una nonna, aspetta che vengo qui. Signora, ce la fa a salire? Dai, mi dia la mano. Su. Ecco qua. Di che cosa è vestita? Ah, non so, i mega vestiti. L'importante è se vestirsi a carnevale. Sì, proprio. Perché a carnevale? Ma scherzo, Male. Lo facciamo sedere di nuovo con le sue nipotine qua, piano piano. Guardate qua che colpo d'occhio eccezionale. Loro, già vedere loro è già una roba, devo dire, bellissima, perché è un momento di festa per la terza età, un momento che vi fa un po' tornare bambini vedere questa sfilata. No? No, sono triste invece. Perché è triste? Perché non ho mio marito più qua. Vabbè, però oggi bisogna essere felici per forza. Sì. Dai, un sorriso. Un sorriso. Con i miei 90 anni. Complimenti signora, vedo che a chi li butta i coriandoli? Non lo so, chi sarà che inizieranno a buttarli. Però magari quelli più belli, perché sennò li consumo subito tutti. Complimenti. Complimenti signora, complimenti. La Pantera Rosa? Lei è vestita in rosa da Pantera Rosa? E lei? Oh, che bel braccialetto che c'ha. Chi gliel'ha preparato? Non sono preparato, Da che cosa è vestito? da semplice, Da pensionato? sì. Ecco, questo è il vestito da pensionato per carnevale. E allora intanto sempre con Simone andiamo un po' indietro, vediamo qua come si imposta la cosa. Guardate un po' il colpo d'occhio dell'inizio dello sfilamento, questa è l'onda azzurra che dicevamo, cioè le ragazze. Buongiorno, voi siete dei... hai visto? Prima che paura. Simone non sta a ridere, che la metti già in soggezione. Allora, qual è la coreografia? Facciamo 2 coreografie, una con i pomponi e una con i bastoni. Da quando vi state preparando? Da 2 mesetti per queste coreografie. Perché lo fai? È la mia passione, ormai da 10 anni. Bene, complimenti, ti vedremo poi in azione. È giusto per dire, eccoci qua, così andiamo avanti. Simone, vuoi che, visto che partiamo tra poco perché lo sfilamento comincerà alle 14:15, salutiamo tutte le persone, facciamo vedere anche le persone sui balconi in posizione privilegiata, vediamo poi ci sono gli assessori, c'è tanti consiglieri comunali, c'è di tutto insomma qui per cominciare questo lungo pomeriggio insieme con i carri mascherati. Però io voglio a questo punto, visto che ci stiamo arrivando, allora siamo pronti? Sì, io però devo fare deferenza perché abbiamo Re Carnevale. Buongiorno Re alla regina, aspetta che mi metto in mezzo che non si può mai tutto pronto? Tutto pronto. Ma devo parlare con lei oppure con lei? Di solito si parla qua a Parona di casa. E allora parliamo qua a Parona di casa. Tutto pronto? Tutto pronto, siamo pronti. A 23 anni cosa si prova a aprire questa sfilata con... Io ho calcolato circa 1 migliaio di persone, perché solo tra organizzatori, figuranti, meccanici, aiuti, eccetera, siamo circa 1 migliaio di persone. Poi ce ne sono 60-70 mila sulle mura. È una bella emozione, è importante essere qui. Ecco, ma per una giovane, visto che ha 23 anni, uno dice ma forse queste cose sono un po' passate, il digitale cambia tutto. Al contrario, credo che sia importante mantenere vive queste tradizioni che sono importanti per la nostra città e se non le portano avanti i giovani vanno dimenticate, quindi è importante. Avete insegnato bene voi qui al gruppo folcloristico? Certo. Perché diciamo che il tema del gruppo folcloristico, ricordando Franco Crespan, è quello di portare avanti le tradizioni. Portare avanti le tradizioni. Bisogneria anche parlare in dialetto, ma in dialetto parla sempre manco. Beh, insomma, cerchiamo di parlare anche noi altri ogni tanto. Poi, Certo. poi magari una volta ci toccherà anche mettere giù il traduttore perché la gente non capirà più. Devo dire che però come Re Carnevale la frecciatina diciamo più da processo della vecchia l'abbiamo detta prima, quella della porta. Qui siamo a Porta San Tommaso, cos'è che manca? Manca una porta, qui a qua chiave. Ecco, e ora c'è la chiave ma non c'è la porta. C'è la chiave ma non c'è la porta. Va bene, allora siamo pronti, andiamo a vedere se tutto sta per cominciare, vediamo se riusciamo a raggiungere, perché siamo intorno alle 14:15, 14:30, andiamo sempre in testa per far vedere i vari, come dire, le varie personalità.
Buongiorno. Salve. Salve. Voi siete vestiti da cosa? Da dame medievali. Ma madame un po' trasgressive perché vede la... Un po' dark. Far vedere la forza delle donne in ogni istante, visto che siamo poche ma buone. Ma i vestiti noleggiati o ve li siete fatti? No, siamo fatti noi. Un po' di fantasia. Ma quanto ci vuole fare un vestito così? Cioè in termini di tempo? Ma in termini di tempo un mese. Un mese più o meno. Sempre nei ritagli di tempo? Assolutamente sì. Ma e da dove vi siete ispirati? Disegni? Ma guardi, noi abbiamo fatto un po' tutto fare. Poi ci mettiamo del nostro. Con vari collage. Ma chi ve lo fa fare? Ci piace. Ma chi ve lo fa fare? Appunto, Puro siamo chiesti anche noi. Puro chi ce lo fa divertimento. fare? E poi quando finisce la sfilata le mettete via per l'anno successivo? Via. Si addoberanno in maniera differente, ma resta la Una base. nuova veste da mamme come sempre. Esatto. Mamme e figlie. Che dobbiamo sempre Perché fare. essere venuti perché Treviso e non ad esempio Venezia, visto che tutti vanno a Venezia vestiti da carnevale? Ma stiamo aprendo il carnevale di Treviso e guarda che carnevale. L'importanza ci vuole, insomma. Guardando con Simone il nostro... Le balle della Zozzagna. Voglio dire, con questo colpo d'occhio di gente... Di gente. È bellissimo, è una bella emozione sia per chi sta fuori, ma io dico sempre venite anche di qua. Partecipate era bello anche da questa fare parte. gruppo, fare unione, perché è bellissimo l'unione che ci sono tra le persone e creare questa armonia. Noi eravamo partiti che volevamo fare il gruppo delle donne come la forza delle donne. Siamo rimaste poche perché purtroppo ci sono state varie malattie che ci hanno un po' impedito, infortuni vari. Sarà per il prossimo anno. Ma il prossimo anno... Non vergognatevi che continuiamo una tradizione molto importante, questo è il messaggio per tutti. Ecco, però le ultime parole le faccio con le più giovani. Ma da una via di qua, guarda la telecamera da questa parte. Ma senti, sfilare è fisico, non era meglio stare a casa a guardare il tablet? No. Perché? Perché è un'esperienza nuova. Ci dà allegria. Perché vi dà allegria? Sì, ci piace poi vestirci con tutti i vestiti. Insomma, c'è qualcosa di fisico, non è tutto virtuale? Sì, esatto. Grazie. Allora, tanto buona sfilata anche a voi. Sentiamo un attimo come siamo messi. Io continuo a cercare il colpo d'occhio per vedere se vedo il sindaco, ma non lo vedo ancora. Però vedo Giuliana. Ecco qua Giuliana, a che punto siamo? Possiamo dare il via alla sfilata carri allegorici 2024. Ma non hai il fischietto? No. Ai. Quindi diamo il via. Diamo il via. Allora si parte ufficialmente con la sfilata dei carri. Allora Simone, noi avanziamo un po', perché così facciamo vedere, ma più che far vedere me, facciamo vedere il colpo d'occhio di persone. Eccoli qua tutti quanti. Guardate che bel colpo d'occhio di persone assiepate. Voi al gruppo D da dove venite? Roncade. Quindi siete tutti già... Ecco, vedete che insomma c'è tutta la provincia che sfila qui. Allora, cominciamo con il gruppo folcloristico trevigiano che apre sostanzialmente la sfilata dei carri allegorici. Occhio Simone, guarda i sacchi che abbiamo qui di coriandoli, quindi avete già capito che si comincia alla grande con lo sfilamento e come sentite il ritmo lo stanno dando proprio quelli del gruppo folcloristico trevigiano. Vi ricordo, subito dopo c'è Re Carnevale e poi a seguire ci sarà poi ci sono dei figuranti e poi comincia il primo gruppo con le prime figure di ballo e quant'altro. E intanto noi continuiamo a vedere questi passaggi, chiamiamoli così, mentre il ritmo viene costantemente dato. E intanto continuiamo anche a sentire un po' di persone perché naturalmente il vero spettacolo lo fa la gente che si è sempre da qua. Caspita che orecchie grandi che hai. Cosa sei vestita? Barbie! Elfa poliziotta, perché c'ho pure le manette. C'ho pure. Hai le manette, elfa e poliziotta. Cioè voglio dire, un mix veramente, complimenti. Allora, adesso continuiamo a far vedere l'inizio di questo sfilamento, poi vi ricordo che abbiamo un'altra telecamera, ecco qua. Ciao, tu sei vestito da? Joker. Da Joker? Sì. E dov'è il sorriso di Joker? Prova a fare il sorriso di Joker. Di dove siete? Quadra di Carbonera. Perché venire e soprattutto portare i bambini per la sfilata?
Tanto per loro è divertente, poi è sempre un momento di ritrovo anche tra amici, quindi... Ma diciamo che il carnevale ha ancora un senso in un'epoca digitale come questa. Sì, il folklore deve sempre esserci. E anche un po' di materialità, perché se no sti ragazzi... Sempre solo TV e telefonino. Grazie, buona giornata a voi. E noi proseguiamo perché guardate che colpo d'occhio, Simone continua a far vedere la gente. Oh no, adesso abbiamo assessori e consiglieri che buttano coriandoli a tutti e mi sembra la cosa migliore. E poi abbiamo il signor sindaco, ma versione maxi di come dire, cioè, è duro il carnevale, è duro. Ma lei ha abdicato oggi, quindi è sindaco, però è vestito... No, dovete prendervela con re carnevale, oggi io non c'entro niente. Sono qui per divertirmi e per tirare tanti coriandoli a questi bambini che mi stanno riempendo. Come sto per fare, guardate, in diretta. Qua Super Mario. Ecco qua Super Mario. Ciao Super Mario. Ciao. Lui è Mario e tu sei Super Mario. Super Mario. Dai la mano Super Mario. Allora, adesso per un secondo serio. 60.000 persone qua intorno ci dicono già assiepate lungo le mura. 25.000 persone impegnate in questo pomeriggio solo tra personale, cioè un bel numero di persone, una bella festa, una grande città. È una manifestazione importante, è una festa di comunità, nel senso che qui chiamiamo a raccolta tutte le famiglie, i bambini, mettiamo da parte anche quelli che sono un po' i problemi di questo periodo e pensiamo solo a divertirci, a vestirci in maschera, da Batman, da Fattino, da Super Mario, da indiani, insomma ognuno può fare quello che vuole, però credo che avevamo davvero bisogno di una giornata come questa e il sole e il bel tempo anche ci accompagna, quindi godiamoci questa giornata in una città meravigliosa con una comunità fantastica. Devo dire che poi lei ha voluto che i nostri nonni, quelli dell'isola, fossero in prima fila. È andato anche a trovarli prima. Sì, loro sono parte integrante della nostra comunità, sono tra l'altro custodi di tradizioni, di esperienza, di cultura e quindi devono far parte della nostra festa. Ringrazio gli organizzatori, ringrazio le forze dell'ordine che stanno garantendo la sicurezza a tutti e quindi godiamoci questa festa e soprattutto questa battaglia di coriandoli. Queste sono le lotte che ci piacciono, quelle dei coriandoli, del divertimento, altre non ci interessano. Devo dire che per essere vestito da sindaco mi tapera molto bene. Grazie a Mario Conte, sindaco di Treviso, e allora con il nostro Simone Merlo cominciamo a far vedere le coreografie. No, ma adesso io lo devo chiedere, non riesco. Ma andate avanti così fino in fondo? Sì. Ma come fate? Quanta energia avete? Tanta. E quanto vi allenate per fare una roba del genere? 3 volte a settimana. Tutti da Jesolo? Sì. Brave, poi c'è quest'estate quindi andate a nuotare? Sì. Complimenti. Ma non vi stancate mai, no? No. È rigida, però è lunga arrivare fino in fondo. Abbastanza. Quindi vi siete insomma fatto una bella colazione stamattina? Sì. Oh, no, aspetta che non vi faccio perdere il ritmo. E allora facciamo vedere queste brave, bellissime ragazze. Oh, aspetta che... Ma quante volte hai provato? Io faccio questo sport da 12 anni. Lo fai da 12 anni? Sì. Ma chi te lo fa fare? Io. Ti piace? Sì, mi piace. È un buon ballo. E allora si sono fermate, noi siamo nel frattempo arrivati a, diciamo, all'uscita di Piazzale Burchiellati, avanziamo leggermente, faremo sempre così sostanzialmente, questo perché cerchiamo di far vedere un po' di persone. Ciao, senti, ma comodamente seduto in prima fila, certo. Carnevale, perché essere qui? Per bello vedere le maschere. Voglio dire... Anche maggiorette. Ah,
ecco, era quello che volevo. Perché, insomma, anche l'occhio vuole la sua parte, la bellezza non può prescindere da una giornata come questa. Qui abbiamo quello degli spaghetti, che dovrebbe essere Antonio, però diciamo che con il tridente dovresti essere... È praticamente Dio Nettuno, ecco. O no? Esatto, però lui dice sempre... Serve anche per gli spaghetti, comunque. Serve anche per gli spaghetti, bene. Allora intanto vediamo ancora una volta i giovani degli anni 50 che si muovono. Questo è il secondo gruppo che sfila. Diciamo che il primissimo è stato quello del gruppo folcloristico trevigiano che ha aperto, poi ci sono state le maggiorette e diciamo sono i primi gruppi danzanti. Questo è il secondo gruppo danzante, giovani anni 50 che fanno questa coreografia, ve la ripeto, questo è il mare calmo, il mare che si riunisce e poi naturalmente c'è il mare mosso, insomma ci ha spiegato tutto prima. Devo dire che più che una coreografia sembra, come dire, una ginnastica dolce, quindi sicuramente queste signore e questi signori la continueranno a fare anche dopo Carnevale, a dimostrazione che venire a Carnevale, prepararsi per Carnevale è sempre utile, anche poi quando si supera, diciamo così, il periodo di Carnevale. E allora Silea, i giovani degli anni 50 che hanno sequestrato sostanzialmente il nostro povero Simone che si trova all'interno, e adesso, ciao Simone, ti saluto, me ne vado, tu rimani con loro perché tanto non ti molleranno più. No, sto scherzando. E allora passiamo dal mare tranquillo, forse, eccoli qua, ci fanno, hai visto che bravi? E invece andiamo al terzo gruppo. Allora vediamo qui, questo è il gruppo di energia, se non sbaglio, mi pare che proprio siano estremamente energici. Allora sono le energie in movimento di Nervesa. Sulle mani, eccoli qua, sentiamoli. Eccoci, ci siamo! Energia in movimento, porta in scena lo spettacolo di 4 elementi che donano origine alla vita. Terra, fuoco, acqua e aria. Questo elemento, l'amore, oggi qui a Treviso, avete ognuno di noi per questo straordinario spettacolo. Andiamo di marcia, Carnevale 2024. Porta in scena lo spettacolo, i 4 elementi che danno origine alla vita. Terra, fuoco, acqua e aria. Guarda che è lunga però, Ognuno di noi. E domani sta a letto tutto il giorno. Come questo elemento, palcoscenico naturale a Treviso. Energia in movimento, suona di ballo a Nervesa della battaglia. Complimenti per i capelli, complimenti per i capelli, complimenti per i capelli. Belli fucsia, perché sotto sono un po' grigi. Sì, bel colore. Devo dire, anche l'autista ha un bel colore di capelli. Devo dire, Carnevale è sempre Carnevale. Porta in scena lo spettacolo, i 4 elementi che danno origine alla vita. Terra, fuoco, acqua e aria. Tutto elemento, amore, lo vediamo ognuno di noi. Oggi qui a Treviso per il Carnevale di marzo. Allora, Simone ci siamo, sì? Non potevo che salire su uno dei primi. Allora, tu, il tuo nome e il tuo cognome? Io mi chiamo Oscar Favaro e fai il DJ qua. Faccio il DJ, faccio lo speaker, faccio quello che posso, sono un papà delle ragazze che ballano in questa scuola di danza. Ecco, come avete pensato questa vostra coreografia e soprattutto come siete riusciti a coinvolgere anche la gente in Anta, perché qua è lunga la strada, eh? Allora, il tema di quest'anno della scuola sono i 4 elementi che danno origine alla vita. Abbiamo fatto il nostro saggio e oggi abbiamo pensato di portare in scena questo spettacolo anche a Treviso per il Carnevale, adattandolo a questo spettacolo. I ragazzi sono divisi per colore e rappresentano gli elementi che fanno parte, che creano la vita. Aria, terra, fuoco e acqua, gli elementi che danno origine alla vita. Il quinto elemento, l'amore, lo mette ognuno di noi.
Ma come hai fatto a convincere quelli con gli anta a ballare fino in fondo? Hanno più energia di noi. Non ci credo. Ci credo, te lo giuro. Sono loro che spingono per fare esibizioni, per andare a ballare, perché noi ci chiamiamo energia in movimento e loro ne hanno da vendere di energia in movimento. Senti, la più giovane o il più giovane e quella un po' più con gli anni? Abbiamo una persona che ha 63 anni, che è qui avanti a ballare vestita in blu, e abbiamo bambini di 4 anni che iniziano col gioco danza nella nostra scuola. Ecco, l'importanza della danza soprattutto per i più giovani, per evitare che si fermino davanti ai tablet. C'è un'unica cosa, quando balli ti diverti, non usi il tablet, non ti puoi drogare perché se hai qualche sostanza non riesci a ballare. Quarta cosa, la danza crea energia positiva e quindi divertimento. Endorfina, che vuol dire l'ormone della felicità. Grazie, ti lascio fare il DJ e scendo, vediamo se... Io adesso... Dai, no, tranquillo. Vai a fare il DJ, vai. Energia in movimento, forte scena, lo spettacolo, i 4 elementi che danno origine alla vita. Terra, fuoco, acqua e aria. Allora, io provo a scendere, tempo Simone continua a far vedere, ecco, sceso, perfetto, e così siamo tornati a terra. Vi state divertendo? Non ho capito. Se vi state divertendo? Sì, molto. Ti stai divertendo? Sì. Perché non sfili? Perché non sfili? Sei vestito da cowboy? Sarà per la prossima volta. Anche... Ma cos'è? Softball? Sei vestito? Complimenti, perché andiamo avanti. Simone, vuoi che arretriamo, facciamo vedere il prossimo giro? E questo è, vediamo, adesso prendo un attimo gli appunti. Intanto avevo visto, devo dire, 63 anni, Simone, arrivare fino in fondo, dopo continuando a ballare con questa velocità, devo dire che sono molto bravi. Pieno di coriandoli sull'ottica, che ci sta bene, no, ci sta proprio bene. Allora, andiamo avanti con il prossimo. Abbiamo detto che abbiamo passato il gruppo ragazzi anni 50, la scuola di ballo, e adesso il gruppo Amici Trattori d'Epoca della Marca. I trattori d'epoca. Allora, buongiorno, di che cosa siete vestiti? A contadini di una volta. Ma erano vestiti veramente bene i contadini di una volta? Perché avevano i soldi. Quindi voi eravate i latifondisti di una volta, i paroni? Perché i servi della gleba erano vestiti molto peggio, Lo so. Allora, chi è il capo qua del trattore? Il capo del trattore è di là. Allora andiamo di là a vedere. No, col cappello nero. Eccolo qua col cappello nero, ma noi lo conosciamo quello del cappello nero. Eccoci qua. Allora, buongiorno al signor Criveller. Allora, che trattore è questo? Guarda che non siamo in agricoltura veneta. Cosa avete pensato di portare? È un trattore che non so neanche io bene che marca sia. E fai il capocarro e non sai che cosa c'è? No, è un Unimag. Ma senti, allora il vostro carro qui cosa vuole rappresentare? Il filò? Vuole rappresentare i cantori in cucina, come succedeva una volta, che una grande cucina si mangiava e si cantava in allegria. Sì, però il cuore come di mate, appunto, non so perché il cuore mate. Aspetta che andiamo, dai che io salgo, salgo, Simone, dai che saliamo, vai. Ecco che Simone, salgo anch'io. Ah no, per la vendita del gallo, che la volta anche il ponaro, dalla rabbia delle gare, la volta anche il ponaro. Me compare Giacometto che aveva un bel galetto, quando canta il verso il becco e fa proprio innamorare, e quando il canta il verso il becco e fa proprio innamorare, e quando il canta il verso il becco e fa proprio innamorare.
Allora adesso io mi metto in mezzo perché voi non lo sapete, ma per certi versi questo è un po' il carro di Antena 3, di Agricoltura Veneta, e non a caso c'è Aldo Cescon qua con noi. Hai fatto un cartello particolare per il nostro amico Adriano? Per il mio fratello! Che oggi sta seguendo da casa. La diretta, lo vogliamo salutare con un abbraccio! E ora toppare, tuo nonno cosa diria adesso? Mio nonno mi diceria, guarda quanta gente che si ha senza far niente. E ora, stemme bene? Stemme bene, e che Dio vi manda è buona. E che abbiate tanti coreani. Esatto. Va bene. Allora lasciamo andare anche questo carro, grazie, e scendiamo. E avete visto insomma la tradizione. Aspetta che adesso eccoci qua, grazie. Aspetta, spostiamoci un attimo perché altrimenti non riusciamo a fare l'intervista con tutto questo audio, poi le raggiungerai. Allora, Criveller, voi avete portato un carro particolare perché non è un vero e proprio carro, è il nostro filò, la nostra tradizione. È un'idea. Perché? È un'idea. Perché una volta si cantava sulle cucine spesso. Ecco, ma adesso non si canta più. Ma infatti, a Carnevale che senso ha portare questa cosa in giro? Noi siamo mosche bianche, siamo diversi. Ok, e allora ti lascio andare perché sennò perdi il carro, eh? Adesso però perdo il carro ma trovo Nane Careghetta, vai. Ecco qua, Nane Careghetta. Finalmente seguiamo trovato. Perché Nane Careghetta? Per chi... ecco, via, ecco qua. Ecco, anche queste. Ecco. Nane Careghetta, per quelli che non la conoscono, perché Nane Careghetta? Nane Careghetta si ha maschera di Treviso. Ecco, ma spieghiamo perché. Allora, nei primi del Novecento è stato scoperto questo personaggio, è stato vietato perché tu è in giro a gente, e 10 anni fa è l'ho riproposto. E sto anno sono qua a Treviso con i cari con una giornata bella così. Ecco, ma ascolta a me, Claudio, perché al secolo è il nostro Claudio. Ecco. Allora Claudio, ma perché si chiama Careghetta? Allora, Nane Careghetta era un mediatore, non so di cosa, perché non sa neanche lui di cosa. Purtroppo non possiamo sapere tutto. E era un personaggio che si intruffolava dappertutto i cantoni. A Careghetta perché? Perché andando magari in un bar, lui disturbava, cioè posso sentarmi là con voi altri e non andiamo a carrega e mi pronto, tac, tiro fuori la carrega. Posso che altro tauin? Posso bere un'ombra? Non andiamo il bicchiere, aspetta un attimo. Ecco qua il bicchiere. Ma allora l'idea era quella di mettere truffolarsi dappertutto, però dopo... Allora qua... ma dopo far cosa? Per fare affari? No, che affari è cosa? Che affari è che non si può fare niente. Se si è venduto tutto, non si vende più niente. Però se mai se vede, io adesso sono con questo carro qua perché te che hai visto prima là, se mai se vede, tutto che vai dove, questi disperai da Dio, vai P. Grazie a Nane Careghetta. Allora continuiamo, avete visto, questo è un altro modo di divertirsi. Nel frattempo abbiamo superato Piazzale Burchiellati, cominciamo ad entrare e guardate che colpo d'occhio dal basso, io devo dire fantastica questa sfilata dei carri mascherati 2024 a Treviso. E allora continuiamo perché siamo ai veneziani Gran Signori, circolo sportivo Santa Maria del Rovere, Treviso. Allora, veneziani Gran Signori, vestito da veneziano, da nobile veneziano, perché vedi sono questi i giorni in cui tu puoi vivere all'infuori di tutti gli schemi quotidiani. Il carnevale è una pausa liberatoria all'interno di una vita scandita da regole, da doveri, da impegni, e in questo lasso temporale tutti noi, io, te, qualsiasi, possono, celati da una maschera, fare dire ed essere un'altra persona. Ecco, ma allora a fare il veneziano, aspetta che mi metto dietro, non voglio, così tanto voglio vedere anche gli altri costumi, mi metto qua, no, fermo, no, state qua così perché così si muove. Tanto io, no, signor, venga qua, che io non sono importante, siete importanti voi. Mettiamoci tutti a largo. Esatto, andiamo avanti oppure... Andiamo avanti perché sennò perdiamo l'anda, altrimenti andiamo avanti così. Se andiamo avanti così, a stanotte siamo ancora a sfilare. Ai domori che stamattina. Esatto, e allora ascolta, ma vestirsi da veneziano a Treviso,
non è un po' un controsenso, perché non so se lo sai, ma la storia racconta che i veneziani ci hanno comprato alla fine. No, Treviso è stata il primo territorio di terraferma di Venezia, è stata anche l'unica città mai conquistata dai nemici di Venezia e quindi credo che un omaggio alla grande Repubblica Serenissima sia doveroso. Anche perché stiamo sfilando a ridosso delle mura di Fra Giovanni Giocondo volute proprio dai veneziani. Sì, sicuramente. Volute e pagate. Poi Treviso, una città bellissima, e qui il Carnevale ha trovato anche il suo salotto naturale, quindi credo che a Carnevale tutte le piccole e grandi differenze formali sono appiattite con uno spruzzo di coriandoli, ma soprattutto con un buon prosecco. Ecco, questo viva è Treviso, allora, viva diciamo il così, Carnevale. diciamo che se i veneziani ci hanno comprato, noi dopo li abbiamo ricomprati col prosecco adesso. Sicuramente sì, sicuramente sì. Allora adesso abbiamo parlato con Sua Signoria e adesso parliamo invece con il giovane nobile. Cosa si prova a essere vestiti così? Quanti anni hai? 13. A 13 anni vestito così, cosa ti senti addosso adesso? Come ti senti? Per me l'ho sempre fatto fin da piccolo, quindi è un appuntamento ogni anno. Ti senti differente da tutti gli altri costumi, no? Quindi è anche divertente perché ti fanno tutte le foto. Ti torni indietro un po' nel tempo, diciamo, anche quando solo che ti guardi allo specchio. Ecco, poi ti viene voglia anche di capire un po' di più di che cosa sei vestito, no? Cioè, come eravamo noi, ad esempio, nel 7-800. Esatto, poi anche questo magari... cos'è? Un 7-800? Cos'è? Deve essere Venezia, per cui sarà un 6-700? Sì. L'epoca d'oro, insomma. Esatto, poi se chiede al signore che ha appena intervistato, che è più esperto di me, ovviamente. Però devo dire, ma i boccoli sono veri o sono... No, i capelli no, sono delle parrucche, però comunque... Ma sotto i capelli che ce hai sono veri, quindi sono simili. Quindi potresti anche non metterti la parrucca contrariamente agli altri. Vabbè, ma fa più epoca comunque avere questi... La gioventù, ragazzi, però naturalmente finiamo con una gentildonna. Ciao, tuo nome? Alessandra. Alessandra, cosa si prova a essere vestite così in maniera signorile? Si trova bellissimo perché tutti ti guardano. Un po' dura però ballare stile discoteca vestiti così, No, non è possibile. Non è possibile solo con la musica vecchia. Adesso ti faccio una domanda provocatoria. Sì. Si sta meglio vestiti così oppure come si vestono le ragazze oggi con il pancino di fuori? Dire il vero, si sta meglio così perché a me mi piace, ma anche i suoi gusti, lo sai? E magari è anche un po' più sensuale così, no? Perché quello che non vedi immagini. Esatto. Grazie, buona sfilata. Avevi ragione Fabrizio, è bene che noi facciamo sfilare un po' perché se tengono il nostro ritmo questa sera siamo ancora all'inizio. Guarda che... abbiamo un volto della politica trevigiana. Lei chi rappresenta in questo momento? Io un nobile veneziano, ma con un'altra nobile politica del comune di Treviso abbiamo apprezzato questo momento per dare sfogo a quello che è il carnevale trevigiano, ma soprattutto la comunità, la gente e soprattutto dare un grazie al nostro presidente Aldo e alla nostra presidente che questi abiti hanno sfornato le loro mani. Devo dire che è un lavoro non da poco. No, impegnativo ma con passione. E la passione merita sempre, dunque un grande applauso a tutti quelli che si sono prodigati per fare il carnevale a Treviso. A quando il vestito da podestà? Ci penseremo più avanti, è meglio essere non noti. Ok, grazie, buona sfilata. Andiamo avanti. Ciao, buongiorno. Aspetta che andiamo. Bene, grazie. Adesso andiamo. Il Son Domenicano. Allora, raccontaci la vostra coreografia. Allora, noi qua stiamo imitando un carnevale tipico della Repubblica Dominicana. Della capitale? Non sempre, può essere anche di Santiago. Ad esempio, qua stiamo imitando la coreografia che sponsorizza appunto il paese stesso della Repubblica Dominicana, che molto spesso, guardando anche la zona in cui si trova, viene molto preso, non so come dire, malamente, perché ci sono alcune associazioni di gangster, ma non è vero. È molto pieno di buona gente, ha una bellissima cultura
e andatelo a visitare perché è un bellissimo posto. Senti, ma meglio Las Terrenas, la capitale o Punta Cana? Allora, dipende da che cosa vuole andare a fare. Se vuole visitare il paese, allora le consiglio di visitare tutte le zone che mi ha elencato. Se vuole rimanere in un resort, le consiglio Punta Cana, e se invece vuole andare nelle spiagge, le consiglio Barahona, Punta Cana, Samaná e tutte le zone turistiche. Avete visto? Abbiamo parlato con il rappresentante dell'azienda di promozione turistica della Repubblica Dominicana. Adesso riusciamo a vedere la coreografia oppure dovete avanzare ancora? Allora, se volete potete anche darci incontro incamminandovi. Grazie. Allora, adesso facciamo vedere un po' chi ci racconta questi costumi. Chi ci può raccontare questi costumi? Chi è che ci può raccontare questi costumi? Non parla italiano. Non parli italiano, parli spagnolo. Ah, chi è qua? Ecco qua. Allora, aspetta, di qua la telecamera, andiamo. Allora, questi costumi cosa raccontano? Allora, questo costume rappresenta la Repubblica Dominicana di quando Cristoforo Colombo nel 1492 un po' più distante col microfono perché sennò quando Cristoforo Colombo ha scoperto la isola di Santo Domingo in ottobre del 1492. Quello Signora, andiamo avanti perché sennò blocchiamo tutta la sfilata, abbiamo già perso mezzo, bisognava che avanziamo. Allora diceva, ma questi cosa sono? I dominicani prima? Esto era de los primos indígenas de República Dominicana cuando Cristoforo Colombo, que era con las tres, Santa María, la Niña y la Pinta, las tres carabeles. Ho capito, beh, questi vestiti rappresentano allora che sono gli indigeni del tempo? El indígena del tempo e di quando Cristoforo Colombo. Bene, grazie. No, adesso questi costumi rappresentano anche tutto quello che è la cultura dominicana, perché in questo mese di febbraio si celebra o si commemora la Repubblica Dominicana la indipendenza del nostro paese, che è stato governato per la Repubblica di Haitì del 1822 ma come mai siete finiti da Santo Domingo fin qua? No, come tutti quasi che vanno a diversi paesi in cerca di... Ma perché sfilare a Treviso? Ah, perché ci hanno dato l'autorizzazione, il permesso di partecipare insieme a questo carnavale di Treviso. Ecco, ma come domenicani siete una bella comunità qua a Treviso? Sì, a Treviso e in tutta l'Italia, perché noi ora stiamo partecipando, appoggiando questa attività, la partecipazione dei dominicani in questo carnavale di Treviso. Per la domenica 18, sempre di febbraio, facciamo il carnavale dominicano, proprio dominicano, a Roma. Il 7 febbraio. E poi si fanno in altre città, si fanno altre attività sempre in relazione alla nostra indipendenza praticamente. Quindi voi festeggiate col carnevale l'indipendenza di fatto? Sì, praticamente questo carnavale che si fa a febbraio rappresenta quello che è la commemorazione dell'indipendenza. L'indipendencia nacional el 27 de febrero de 1844, cuando los tres padres de la patria, Juan Pablo Duarte, Francisco de Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella, nos liberaron del yugo de la gente de Haití. Grazie. Questo è l'Istituto dei Dominicani, l'Istituto dei Dominicani all'estero, che è una dipendenza del Ministero degli Affari Esteri, e noi dalla Repubblica Dominicana, del nostro governo, che ci ha autorizzato a dare appoggio a tutti i dominicani che fanno queste attività e partecipiamo alle attività culturali che possiamo fare all'estero. Grazie anche di questa pagina di storia. Questo logo significa siamo dominicano qua in Italia e anche di là. Ok, grazie. E allora adesso vediamo un attimo il movimento di questi. Eccoli qua. Ecco, dai, forza.
dimostrato che a volte non occorre neanche avere tanti carri per dimostrare non solo storia, cultura e tradizione. Guardate come sono vestiti e che cosa hanno rappresentato e stanno rappresentando, l'abbiamo detto prima. Ecco qui, ecco. Allora, vai. Per la prima volta a Treviso, ormai casa nostra da tanti anni, e noi siamo molto lieti di rappresentare la nostra cultura proprio qui, in questo bellissimo e splendido comune che ci accoglie ormai da tanti anni. Noi rappresentiamo l'associazione Io Soy Dominicano qui e là. E abbiamo portato qua questo pomeriggio, questo splendido pomeriggio, la Repubblica Dominicana, Punta Cana. Ah, Punta Cana addirittura. Ok, ma questo cos'è? Salsa o cos'è? Allora, questo è una rappresentazione della nostra tradizione. Questo non è un ballo, è un ballo tradizionale. Come si chiama? Del nostro origine, quelli sono los guloja. E quello che vedete, diciamo, come i vestiti così, rappresenta la cultura, diciamo, la sua radice all'inizio. E poi anche, sapete che noi siamo una mescla diversa di tante culture, quindi è un po' la rappresentazione dall'Africa, Europa, India, quindi un po' di tutto quello che abbiamo nella Repubblica Dominicana. Grazie, buona sfilata. Allora avete visto, il carnevale di Treviso è anche internazionale perché abbiamo appunto la Repubblica Dominicana. E continuiamo, allora adesso siamo arrivati al Ponte de Pria. Questo è il famoso ponte, per chi non lo sa, facciamo una piccola divagazione. Questo è il ponte dove qui sostanzialmente Fra Giovanni Giocondo aveva fatto il controllo delle acque che potevano allagare intorno alla città, quindi difenderla. E quindi se abbiamo tutta questa gente sulle mura di Treviso, in questo palcoscenico fantastico, è anche perché queste erano mura difensive insieme all'acqua. E mi fermo qui perché altrimenti non è più carnevale, diventa una puntata di Quark. Allora andiamo avanti, anzi noi torniamo indietro perché adesso a questo punto tocca ai pirati. Allora vediamo un attimo se non ho perso la lista. Allora siamo arrivati dunque dopo il gruppo associazione Io Soy Dominicano, tocca al carro della Proloco di Trevignano, pochi ma buoni, forse no, mi sembra che sia il carro dei pirati. Allora vediamo se voi siete carro di Roncade, quindi allora adesso vediamo subito perché io ho una lista completamente diversa. Si vede che dunque vediamo un attimo Sant'Angelo, ecco qua il carro amici del carnevale di Roncade, manco a dirlo, intitolato I Pirati. Allora capocarro, buongiorno, in diretta su Antena 3. Buongiorno. Allora, aspetta che mi metto dalla parte così. Andiamo dalla parte giusta, dai. Ecco, allora, questo carro, quante persone, cosa rappresenta? Perché ho visto i pirati, ma è un po' generico. Rappresenta i pirati della pace. Noi portiamo la pace, non la guerra. Ecco, in quanti siete qua per portare la pace? Saremo un'ottantina oggi. Oggi? Più quelli che hanno costruito il carro? No, in tutto siamo 120. 120? Il nostro gruppo sì. Ma come si fa a guidare 120 persone? Bisogna imparare a farlo, dai. E soprattutto chi ve lo fa fare? Perché ci piace, ci divertiamo, bisogna, se no non si farebbe niente. Quando è che avete cominciato a costruire il carro? Da un anno all'altro. Cioè domani mattina si comincia di nuovo? Sì, no, la prossima settimana. La prossima settimana? Ma non vi stancate mai? No, bisogna sempre andare avanti, mai andare indietro. Beh sì, in effetti, quello che stiamo facendo adesso. Bisogna. Però, come dire, la paga e tutta questa gente che vi applaude e vi guarda. È bello, dà soddisfazione, tanta gente così, po' Treviso è bellissimo. Ecco, qual è, diciamo così, la location migliore fino adesso nelle sfilate, dove vi siete trovati? Allora, diciamo che Treviso è uno dei posti più belli che si va perché c'è tanta gente. Quando vedi tutta la gente sulle mura così è bellissimo. Allora pensate di concorrere per la migliore coreografia, per il migliore carro? Secondo voi qualcosa vi portate a casa? Potrebbe anche essere, dai, proviamo dai oggi. Il tuo nome e il tuo cognome? Mi chiamo William Carmello. Grazie William e buona sfilata con il carro di Roncade intitolato I Pirati. E le piratesse ovviamente.
Questa è la numero 1, questa qua è la numero 1. Noi siamo dei pirati, siamo venuti qui a Treviso per... Guarda, va che robetta. Adesso sentiamo un po' il ballo. Sono qui con voi oggi pomeriggio! Dove sei stato fino adesso? Al bar sei stato, altro che a casa. Al bar in osteria sei stato fino adesso. Faccio un'incursione, Paolo. Come dire, è un carro impegnativo. È un carro impegnativo, è un carro impegnativo questo, è un carro impegnativo. Va per me, dai, grazie. Perché? Sei qui Senti, ma la gente è attenta, tu che fai la sicurezza? Sì, speriamo di sì, dai. Fino adesso mi sembra sia una luta alla giusta distanza, anche perché è un carro un po'... La sicurezza prima di tutto, poi a farsi male. Ma dov'è che si sale da qua? Non si può salire? Sì, vediamo se si riesce. Buongiorno! 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 Vediamo se Simone mi vede. Eccoci qua! Sono salito sul carro dei pirati. Allora, che pirata sei? Sono il pirata fantasma della nave pirata. Ma come vi è venuta in mente l'idea di fare i pirati quest'anno? Perché era un tema che volevamo sempre portare a questo carnevale. È un tema che comunque ai bambini piace. Ciao! E comunque è una cosa che volevamo sempre. Quanti anni hai? Io ho 43 anni. E a 43 anni ti metti ancora a fare il carnevale? Sono giovane dentro e poi comunque il carnevale è una gioia, il carnevale è divertimento, poi ci sono tanti bambini che ci vengono insieme a noi, abbiamo una maestra di ballo che ci insegna tanti balli, i bambini sono contenti, le famiglie sono tante e ci divertiamo. Voi vi divertite tutto l'anno perché ho appena scoperto che domani mattina cominciate già a pensare al prossimo carro. Sì, allora noi questa sera siamo già finito qui, questa sera siamo già a Roncade e poi da domani siamo già in onda per il prossimo carro del prossimo anno. Siamo sempre al lavoro. Cioè non si finisce mai? Non si finisce mai, il divertimento non ha età. Ok, grazie. Aspetta che guardo un altro. Dai, segnalami il capo pirata, dov'è il capo pirata? Dov'è il capo pirata? Vieni qua capo pirata. No, però te sei il pirata piveggiola. Allora, vediamo qua il capo pirata e il più giovane pirata. Beh, devo dire che come cappelli non sei male. Guarda che è lì la telecamera. Ecco qua. E uno, e due. Vieni qua. Allora, aspetta che... Allora, tanto quanti anni hai? Come ti chiami? 21, Giovanni Gambirasi. Senti, ma a 21 anni, se l'amorosa ti vede così, cosa pensa? Non ho l'amorosa, quindi faccio quello che voglio. Beh, già mi sembra una bella risposta. Detto questo, perché fare quei carri, perché sfilare e soprattutto perché lavorare tutto un anno per questi 15 giorni? Allora, io sono con loro da quando sono piccolo, quando ero all'asilo, quindi
mi hanno fatto divertire a me e allora io faccio divertire gli altri bambini, è bellissimo, una soddisfazione enorme proprio far divertire i bambini e poi ci divertiamo tantissimo anche noi, quindi il gruppo è misto di qualsiasi età, è la bella cosa. Perché lui ha la barba bianca, quindi non ha 23 anni come te. Quanti anni hai? 22 e mezzo. Sì, paghiamo però. Quasi 59. Quasi 50. Ma a 59 anni, che soddisfazione c'è avere i giovani che vi seguono? Perché tu li hai di cari ne avrai fatti, però è difficile trovare giovani che vi vengono dietro. Sì, è molto difficile. I giovani preferiscono il tablet, il computer e altre cose. E loro come li convinci? Con le danzatrici, di la verità. Abbiamo visto una maestra di ballo. No comment. No, come no comment? Sì, comment. Non si può, no, perché? Cioè, è brava, è bella, avete un bel carro, non bisogna mica avere paura di dire queste cose. Finché si rimane nell'ambito delle cose. Che dopo stasera la moglie vede. Va bene, grazie. Adesso io scendo dal carro perché, come dire, si può salire, poi scendere, non so se tiene, devo dire che poi magari con Simone cercheremo di entrare anche dentro il carro in uno dei prossimi, perché vale la pena vedere la particolarità dentro i carri, perché voi non avete l'idea che cosa c'è dietro a una preparazione del genere, perché c'è legno, c'è verniciatura, c'è piegatura, insomma c'è lavoro dietro, c'è tanto lavoro. Posso dire una cosa? Lei è, come dire, in questo carnevale la persona più gentile che ho visto fino adesso. Lei i corredori non li tira, li dà a tutti i bambini. Perché? Perché è bello vederli felici, vederli sorridere. La cosa bella è il carnevale. Grazie. Simone, andiamo a vedere il prossimo. Mi sa che questo di Roncaldo abbiamo raccontato abbastanza. E anche perché qua, intanto nel frattempo abbiamo superato la prima porta e continuiamo a far vedere questa valanga di gente che si è venuta a godere il carnevale trevigiano. E devo dire che stiamo andando avanti abbastanza bene. Evidentemente è un po' saltata la scaletta e quindi a noi non resta che capire chi è il prossimo carro. E qui i nomi li ho tutti, vediamo. Allora, intanto sentiamoci un po' di rock and roll. Da là in alto che si vedono tutti i carri, quelle sono le foto simbolo del carnevale, vedere tutta la gente qui che si diverte. Qual è la foto più bella? Il sindaco con gli anziani che li hanno visti tutti e ogni giorno sono qui a commentare il più bello, ogni anno è qua. E insomma devo dire che per essere, credo, la prima ora siamo già messi bene, però la foto più bella come sempre è quella che deve ancora venire, giusto? Esatto. Vi lascio fotografare, ciao ragazzi! E questo è anche il carnevale, è anche cogliere l'attimo con le foto, le immagini che poi troverete sui giornali. Allora, no, questo è troppo impegnativo. Allora, perché venire a sfilare e soprattutto ballare il rock and roll? Divertimento, anni 80, bellissimi. Rispetto a questi? Più. Rispetto a questi? Tutta un'altra cosa. Come ci si divertiva negli anni 80? Molto più di adesso. E anche con meno? Poco. E con poco. E adesso non sono mai contenti. Ok, facciamo vedere.
fuori a passo. Brava. Manda fuori passo! Mandi fuori passo! Dai, coraggio. L'importante è provarci. Posso chiedere, ma chi glielo fa fare? La voglia di divertirsi. Ma è lunga arrivare fino a Piazza Duomo. Ma abbiamo fiato, siamo giovani, dai! Guarda che belli! Ma per quanto tempo vi state preparando questo carro? Da mesi. Da mesi? Ogni sì. sabato, ogni domenica? Quasi ogni sabato, ogni domenica. A provare la coreografia. Ma chi è il coreografo in fondo? La ragazza davanti. Allora andiamo. Allora, occhio al passo, pronta? Grazie della dritta. Perché poi qui bisogna tenere il tempo, Allora Simone, tu continui a far vedere queste giovancelle degli anni, diciamo anni 50, anche se loro dicono anni 80, perché io nel frattempo vado a trovarmi, eccoci qua. Allora mi dicono che abbiamo John Travolta. Più o meno. Più o meno. Oggi sì, qui. Però devo dirti, non so se più John Travolta o Fonzi. Beh, diciamo facciamo un po' tutte e due le cose. Di che anno sei? Sono dell'anno giusto, Cioè? 60. E quindi? E quindi l'età ti senti più John Travolta o più Fonzi di Happy Days? Perché qua mi sa che l'anda è più da Happy Days. No, le donne sono da Grease. Da Grease? Sì. Comunque siamo lì come età, America anni 50? Sì. American Graffiti? Sì. Cosa si prova a vestirsi così, a ballare, a tornare indietro nel tempo, ma contemporaneamente a far vedere e divertire la gente? Essere più o meno un gladiatore, dai, con tutta sta gente. Allora, come John Travolta, se io ti chiedo di ballare il ballo del qua qua, che fai? Dico, ho i reumatismi, non riesco a farlo. Grazie, buon ballo. Allora vediamo ancora un po' il carro di Santa Lucia, che dice appunto i mitici anni 50. State divertendo? Ma vi divertite di più al ballo o a vedere le mamme e le nonne che ballano? Al ballo. Dai, le nonne ballano bene? Sì. Abbastanza. Meglio la mia. Ok. Volevi dire? Ti stai divertendo? Tantissimo. Sì? Tantissimo. Ma ti diverti di più vedere i balli, le nonne che ballano o i carri? Quelli che ballano. Quelli che ballano, sì. Le nonne soprattutto, perché sembra sempre che le nonne non devono mai muoversi, invece sono più scatenate di noi. Certo. Guarda che bella, brava. Grazie. Adesso vediamo questo carro in movimento, guarda che bello. Ecco qua. Chi è il capocarro? Il capocarro è quello davanti piccolino. È piccolino. Ok, adesso andiamo dal capocarro, che nel frattempo sta al telefono, ma noi andiamo perché ci facciamo spiegare il carro. Allora, eccoci qua, mentre continuate a sentire la musica, andiamo dal capocarro di Santa Lucia di Piave. Allora, nome e cognome? Favotto Luciano. Capocarro di Santa Lucia, giusto? Giusto. Allora, raccontaci questo carro. È un carro bellissimo che ricorda... Sia bellissimo, sono d'accordo, ma come l'avete pensato? Perché io ho tanti anni e una nostalgia di quell'epoca che era bellissima. Ma come l'avete pensato? Cioè, ho visto che ci sono i birili, il bullying, com'è che l'avete pensato? Perché a quell'epoca era il gioco che appassionava, era bei tempi.
Ma il gioco, ma anche le ragazze, perché vedo che qui avete vestito le ragazze anni 50. La gonna al ginocchio, sì. E morose. È moroso della volta. Bravi, grazie. Carro di Santa Lucia di Piave, i famosi, anzi i mitici anni 50. Che poi il carro è di Castagnole. Aspetta che adesso vediamo dov'è il nostro operatore. Sì, vediamo se troviamo Simone nel frattempo perché ho una promessa da fare. Vieni qua. Allora, il giorno di Carnevale ci sono degli scherzi ma ci sono anche delle cose serie. Che cosa volevi dire? Intanto il tuo nome e il tuo cognome. Daniele. Ciao Chiara, ti voglio bene. Ecco, avete visto? Ma per domani cosa hai pensato? Domani è San Valentino, È un segreto, non si può dire ancora. È una sorpresa. Va bene. Allora avete visto, abbiamo trovato anche gli innamorati. Continuiamo con le persone. Allora, vi state divertendo? Certo. Allora, la cosa che mi ha colpito maggiormente fino adesso è che chi balla sono tutti sugli anta, non so se avete notato. È vero. Allora vuol dire che tutto sommato passano gli anni ma l'energia rimane. Certo. Un buon esempio anche per voi. Sempre. Quindi corso di ballo da domani? Tutti a ballare, che fa benissimo. Ah, poi volevo dirvi un'altra cosa, oggi è il 13, domani è il 14 San Valentino, quindi si passa da Carnevale a San Valentino. Ci aspetta qualcosa? Festeggiare, ma certo, ogni anno. Cosa si aspetta? Qualcosa, i fiori non possono mancare, la cena no perché lavoro, va bene. Ha già chiesto i fiori, io non dico altro. Ma so già ogni anno. Ogni anno, sono 30 anni ormai. Sapete cosa mi ha detto uno una volta? Mi ha detto sì i fiori, i crisantemi però. Speriamo di no per voi. No. Rose blu. Bene, grazie, bravi, buona giornata. Rose blu. E qui. No. Sentiamo un po' di musica ancora. No, ma qualcuno mi deve spiegare. Chi è che mi spiega perché è il paron dei peli? Perché? Chi mi spiega perché è il paron dei peli? È una derivazione di una barzelletta. Ho capito. Una persona che io il paron dei peli. Esatto. E siccome che a noi qualcuno manca leve, abbiamo deciso di fare viva il paron dei peli. Ecco. Detto questo, avete fatto un carro dedicato al carnevale, il titolo qual è questo qua? Le Allegre Arlecchine. Finalmente una volta una mascherina nostra dopo tante mascherine europee, russe, spagnole, brasiliane, finalmente una nostra tradizionale italiana. Grazie. E quindi qui è Casella d'Asolo se non sbaglio, adesso vado a verificare. Esatto, le Allegre Arlecchine. Allora adesso appena si abbassa un po' la musica cerchiamo di intervistare le Allegre Arlecchine. Passo avanti. Ma come ci si sente a essere un'allegra arlecchina? Una sensazione bellissima e impagabile. Aspetta un attimo. Ecco, allora facciamo così. Perché si è perso la partner. Allora. È una sensazione bellissima e impagabile. Con queste giornate, sempre che si parla di guerra, è bello che divertirsi e trovare un po' di gioia. Ma chi è che ha pensato il costume? Tutta la compagnia, siamo un po' una compagnia sgangherata, ma ci piace tanto. Lo siete costruiti voi i costumi? Sì, ce li facciamo noi, ci inventiamo i balletti e poi è tutta un'avventura. Ma quanto tempo ci mettete? Cioè, quando è che cominciate? Un po' di mesi ci mettiamo, perché questi ce li facciamo tutti noi, anche le prove dei balletti, un 4 mesi, 5. E com'è? Vediamo.
Simone. Grazie. E allora continuiamo a vedere le allegre arlecchine di Casella d'Asolo. Sì, però qui abbiamo un allegro arlecchino, qua non vale, qua non vale, qua non vale. No, vale. Dietro ce ne sono ancora. Ah, sì? Ma perché non siete riusciti a trovare tutte donne? Noi ho trovato tutte donne, ma ci piace anche noi stare in mezzo alla calzarete. Bisogna essere uguali alle donne. È la nuova tendenza. Ah, sì, sì. Auguri. Eccoli qua che ballano ancora. Certo che veste così non si riesce mica a distinguere le allegre dagli allegri arlecchini. Ah beh, Simone sei circondato, io non voglio dire. E poi guarda che décolleté, voglio dire. Linee asolane, migliori. Però ragazze con la barba no. Ma va bene, nel 2024 bisogna essere un po' di larghe vedute. Ma tanto larghe. Almeno il carnevale. Ok, buon carnevale a tutti. Carnevale è anche questo, intanto siamo arrivati al varco di Santa Mona e continuiamo a vedere le persone e soprattutto gli spettatori. Ne abbiamo uno con i capelli verdi, buongiorno. Ma perché il cappello verde? Ah, bravo. Ma chi è che gli ha suggerito? Mio nipote. Nipote? Ma proprio verde, perché deve essere green. Ormai siamo nella svolta verde, tutto verde, anche i capelli verdi. Anche i capelli, tutto. Detto questo, come sta andando questo carnevale? Bellissimo. Benissimo. Ma il nipote dov'è? Guarda che così. Guarda che bello. Vada. Scusa. Allora, portare i giovani, anzi i bambini a carnevale, portarli alla sfilata perché? Fantastico, perché abbiamo bisogno di allegria, abbiamo bisogno di leggerezza, abbiamo bisogno di sorridere, di stare in comunità, abbiamo bisogno di star bene. Senta, io ho cominciato a vedere la sfilata e ho visto che quelli che ballano più velocemente, con più forza, con più energia, sono quelli degli Anta. Sì. I boomer. Esatto, i super boomer. Non è che ci facciano un po' di invidia noi che stiamo qua ai lati? No, sto bene, va bene così, dai, ma ce la caviamo anche noi. E anche la dimostrazione insomma che non ci si ferma mai. No, guai, chi si ferma è perduto. Brava. E andiamo avanti allora, grazie. Continuiamo con le sfilate. Un po' avrò bisogno anche di andare a prendere un po' d'acqua perché sta già finendo la voce, però andiamo avanti. Qui abbiamo invece un gruppo, vediamo. A questo punto è saltata la scaletta per quella che ho io e allora andiamo a chiedere. Buongiorno, voi siete? San Giuseppe. San Giuseppe. Titolo del carro? L'Allegra Fattoria. Del gruppo? Del gruppo. E quindi qui come avete pensato, diciamo così, la coreografia? C'è un gruppo country che balla davanti al carro e siamo noi a sfilare davanti e dietro noi del gruppo. In quanti siete in tutto? In 45. In 45? Allora voi fate la mandria? Noi facciamo il grosso, la mandria grossa. Esatto. Poi abbiamo il carro. E dopo abbiamo il carro, sì, con le figure, con le tre. Da quanto tempo è che state progettando sta cosa? Beh, dalla fine della scorsa sfilata. Cioè proprio... sì, è fresca. Cioè, nel senso che finite il 2023 la sfilata, cominciate già a progettare quello sì, bisogna sempre pensare all'anno dopo, anche per un discorso di mantenimento e tutto. L'ultima domanda è: che soddisfazione c'è? Alta, c'è tantissima soddisfazione per appunto il seguito che abbiamo tra il pubblico e il nostro. C'è una bella soddisfazione vedere così tanta gente, così tanta allegria, è sempre bello. Ho capito, ma senti una cosa, che cosa insegni soprattutto ai giovani? Tu sei giovane però... Io sono mezzo giovane. Ecco, ma nel vostro gruppo avete molti giovani, no? Abbiamo tanti bambini, tanti giovani. Ecco,
Qual è l'insegnamento a stare in questo gruppo? Lo spirito di condivisione di un momento e soprattutto il rispetto della persona più anziana e di quella più piccola. Ah, quindi ma queste sono cose serie, eh? Certo. Combinazione di aria, terra, acqua, ma in ognuno di noi ciascuno di questi elementi può prevalere rispetto agli altri. Ecco allora che i ballerini della scuola vanno ad interpretare ognuno il proprio elemento predominante, ma tutti insieme, perché uno non può esistere senza l'altro. Energia in movimento! Ballo. No, allora sto correndo dietro al capocarro. Perché avete scelto proprio l'Allegra Fattoria? Non so. Non lo sa. Non sa perché. Chi è che sa perché avete scelto? Siamo insieme. Allora, perché avete scelto? Aspetta un secondo che devo fargli una domanda, perdonami. Ma perché avete scelto l'Allegra Fattoria? L'Allegra Fattoria. Ma perché il tema? È un tema simpatico per i bambini. Sono pupazzi simpatici, un maiale, galli, un fattore sul carro di paglia. Insomma, l'Aia, la nostra vecchia Aia. Sì, esatto. Mucche, spaventapasseri fanno parte del carro. E i bambini come hanno risposto? Bene, bene, abbiamo davanti, hai visto il carrettino davanti? Sì, ne abbiamo. Allora, vediamoci un po' di questa Allegra Fattoria. A Giuliana, prima. Ah sì, quindi se le piace la Giuliana va bene. Buona giornata. La Giuliana, per intenderci, è la responsabile dei vigili urbani. La responsabile dei vigili urbani e che ha apprezzato particolarmente l'Allegra Fattoria. Allora, l'Allegra Fattoria ce l'abbiamo per quanto riguarda il carro che abbiamo lasciato, e adesso andiamo a vedere quello successivo e intanto sentiamo anche un po' di suoni, un po' di musica. Allora, il prossimo carro parla di giungla. Parla di giungla, giusto, questo carro? Parla di giungla o no? Sì, parla di giungla. E tu sei vestito di che cosa? Ricercatore dell'Africa, della giungla. Quindi esploratore. Non so perché sono così bravi a ballare quanto tanto timidi a raccontare il carro. E allora vado direttamente dalla tigre leopardo. Allora, perché avete scelto il carro intitolato La Giungla?
Perché così con tutti gli animali che si divertono, i ricercatori, è bello divertirsi in questo modo. Voi siete il carro di? Ponte Crepaldo. Ah, caspita! Sì. Anche per voi un anno di preparazione per il carro? Sì. E anche per voi la grande soddisfazione poi è la gente? Questa è la soddisfazione di fare le sfilate. Ma perché travestirsi? In questo 2024 perché travestirsi? Per curare l'immagine del carro mascherato. E anche per sentirsi qualcos'altro almeno un giorno dell'anno? Sì. Buona danza! Allora, andiamo a vedere questo carro della giungla di Ponte Crepaldo con gli esploratori e troviamo, c'è sempre il DJ davanti. Devo dire che è un ottimo meccanismo questo. Che bellezza! Allora, ma quanto ci avete messo per costruire tutti i meccanismi? Per questo ha 6 meccanismi in movimento, non da poco. Esatto, 5-6 mesi circa. Ma come funziona? Tutto quanto con la presa? No, perché non c'è la presa del trattore, qui avete proprio motori dentro? Motori, PLC, un po' di computer, programmazione. Quanta tecnologia c'è qua dentro? Quanta? Tecnologia. Un pochina, non eccessiva, però qualcosa, dai. Ci arrangiamo come meglio possiamo. E poi da domani si comincia con quello del 2025? Più o meno. Tra un po' sì, tra 2 o 3 mesi sì. Grazie. Allora vediamoci questo carro e soprattutto vediamoci i movimenti. Carro dedicato alla giungla, Ponte Crepaldo. Devo dire bello, poi con ottimi movimenti. Tu fai la croce rossina? Cosa sei vestita? Dottoressa. Da attoressa, perché lo vuoi fare da grande o perché ti piace così? Mi piace. Ti piace così? Ma chi vuoi curare? Quelli che si arrivano qua, insomma. Sì. Va bene. E questo è il divertimento per la sfilata dei carri qui a Treviso in questo 2024. Devo dire, altro colpo d'occhio notevole, vero Simone? Altro colpo d'occhio notevole con quest'altro ballo. E adesso vi dico anche il carro. Quindi questa è la tradizione messicana, il carro di Porcellengo, e devo dire che i vestiti ci sono, il ballo forse un po' meno perché essendo tradizione messicana dovrebbe essere tango, ma insomma.
Sì. Beh, devo dire, non male. Però guarda che la strada è ancora lunga, ci saranno ancora un paio di chilometri. Siamo allenate ore e ore ogni sera. Ah, quindi proprio è... 8 coreografie, forse 10. Forse 10. Sì. Tutto un continuo per ore e ore. Eh sì, l'allenamento aiuta il talento. Altro che spinning. Non basta saper ballare, però bisogna essere allenati. Ma alla fine di una, diciamo, tornata allegorica, quanti chili si perdono? Beh, ma noi siamo ragazze dai 10 ai 70 anni, non guardiamo il peso. Appunto, non voglio dire, è un'ottima ginnastica per stare in linea. Beh, certo, la danza è consigliata a tutti. Era una buona danza. Allora, cosa dici Simone, cominciamo il sondaggio? Allora, fino adesso qual è il carro più bello? Quello di Roncade con i pirati, è bellissimo. Perché lei è di Roncade? No, però mi è piaciuto. Bene, grazie. Allora, Roncade 1. Fino adesso qual è il carro più bello? La ringrazio, la ringrazio. Questo è bellissimo. Questo? Va bene, allora andiamo con il carro dei messicani qui. Adesso andiamo a vedere, sentire. Qual è il carro più bello fino adesso? Ah, penso questo. Questo è il più bello. Sicura? Sì, sì. Vuol dire che sono belli tutti quanti, insomma. Devo dire che sono in tanti a vedere i carri e soprattutto sono in tanti ad apprezzare le coreografie, perché vi ricordo che poi questi carri verranno giudicati, sono giudicati in questo momento dalla giuria con 3 categorie, cioè per la coreografia, per il carro e ovviamente anche per, diciamo così, l'insieme, anche per il gruppo. Allora, intanto continuiamo ad avanzare con il nostro Simone e devo dire che ogni tanto ecco qua. Allora, vediamo se trovo Simone. Con le corna è alta come me, io insomma, non voglio dire. Più o meno. Ecco. Vestita da? Malefica. Malefica. Sì, però sono buona. Solo per oggi. Solo per oggi? Sì, esatto. Ma perché proprio questo vestito? Non lo so, così. Mi piace la Disney. Sono innamorata della Disney. Però il personaggio non è positivo. Perché dici? Perché una malefica non è mai positiva. Ma può essere una malefica molto buona a volte. Grazie. Un Elvis. No. Allora mi dicono anche che per far condicio devo... Elvis... Però Elvis era un po' più pelvis. Elvis sì, era un po' più Dai, devi fare la mossa. Come che mossa? Quella che faceva Elvis Presley. Ci vuole pratica, ci vuole pratica. Dai, un po' più serio. Un po' più serio? Dai. Tipo così? Niente da fare, vabbè. Ci abbiamo provato. Elvis Presley, Malefica. Mi dice Fabrizio dalla regia, Fabrizio Bazzoni, che ringrazio, insieme a Italo Morao, di lanciare in questo momento una pausa pubblicitaria, quindi vediamo un po' di pubblicità e poi torneremo in diretta qui da Treviso per la sfilata dei carri allegorici di questo Carnevale 2024.